Buonasera a tutti, benvenuti all'Ateneo Veneto. In questo istituto abbiamo parlato molto spesso di residenzialità e di overtourism. Come sapete, nel nostro ciclo Ateneo per la città abbiamo dedicato proprio alla residenzialità quattro incontri e abbiamo capito che residenti a Venezia oramai non è solo chi è nato ed è vissuto qui, ma anche chi ha scelto di vivere in questa città. E Patrizio Roversi è uno di questi residenti. Non so se hai preso la residenza o no. Non ancora, però diciamo è uno stanziale a Venezia, seppur prima, con molte... Ho problemi di assistenza medica, mi devo informare bene. Ecco, e comunque diciamo ha eletto Venezia a sua città. E abbiamo parlato anche tante volte di turismo, abbiamo detto che il problema non è che i turisti vengano a Venezia, fortunatamente c'è ancora la libertà di movimento garantita dalla Costituzione italiana finché c'è, e il problema è di governarlo, di limitarlo, di disciplinarlo. E anche qui abbiamo un turista di tutto rispetto, un turista vero, non viaggiatore, hai detto. Purtroppo assolutamente sì. Ecco, e quindi parleremo di residenzialità e di turismo in una maniera diversa, con un personaggio che tutti conoscete, importante, colto, ironico, e quindi... Parli di Moltedo, dillo, specificalo. Anche di Moltedo che ringrazio, che è nostro socio e direttore di Italy, nell'ordine più importante essere socio dell'Ateneo che direttore della rivista, e quindi a voi lascio la parola per questa chiacchierata su residenzialità e turismo declinati alla Roversi. Grazie. È bello perché suona declinata alla rovescio, in effetti, questo... Vabbè. Aspetta che... Direi di cominciare con un video che ci... oddio, sì. Ora chiediamo a Valerio se ci fa partire il video. Cominciamo, aspetta, prima di partire, ecco, già si capisce purtroppo. Sì, partiamo malissimo. Allora, ero appena arrivato qua a Venezia, si fa per dire, e però subito volevo sfruttare questa permanenza facendo dei servizi non giornalistici, turistici, che è un'altra cosa, con meno ambizioni, diciamo, e l'incipit di una puntata che ho fatto per Mediaset è questo. Io, quando mi hanno chiesto un filmato, ho dato questo perché dico, guarda, almeno partiamo già mettendo in chiaro alcune cose. Io da piccolo ho fatto la scuola di clown e lì mi hanno insegnato che subito tu devi partire dalle tue debolezze, non puoi pretendere di difenderti e di immaginare di essere quello che non sei. Ecco, questo è un approccio molto particolare a Venezia, in sostanza è una cazzata. Vabbè, adesso ve la faccio vedere, così poi potete criticare e il dibattito divampa. Prego. In missione speciale per il Grana Padano, indovinate dove sono e cosa sto facendo. Sto ciclo galleggiando a Venezia, una tappa obbligata del mio viaggio. Venezia è una tappa fondamentale. Venezia va bene, Venezia è bella, bellissima. Venezia non ci sono le macchine perché ci sono i canali e le barche. È anche vero che Venezia è una città che lotta a sua volta contro l'inquinamento. Ma Venezia è un laboratorio a livello mondiale. Diceva Tiziano Scarpa, lo scrittore, che Venezia non è solo una anomalia urbanistica. Venezia è un modo di vivere, un modo di vedere la realtà. Venezia galleggia sulle sue contraddizioni. Da una parte sono rimasti poco più di 40.000 abitanti, credo meno di 50.000, e quindi è un borgo, è un paese, però contemporaneamente è una capitale globale, mondiale. Qualunque roba succede a Venezia ha una risonanza totale. E poi, non lo so, tutti i problemi che ha Venezia. Ecco, se noi riusciamo
a salvare Venezia, salviamo il mondo. Qui lo dico e qui lo annego. Se non annego prima io. Certo, io capisco che ho un po' scandalizzato tutti i veneziani perché questa non è un'imbarcazione tradizionale. Forse devo imparare a fare qualcosa di più veneziano. Oddio. Salvo. Sloturpadano. Vabbè. No. Sloturpadano. Non rifatto missione venire. speciale per il Gran Basta una Padano. volta. No, vabbè, sono dei luoghi comuni, mi rendo conto. Era una puntata durante la quale poi però mi sono impegnato grazie agli amici veneziani. Gli amici veneziani sono un capitolo a parte. La prima cosa che io e la mia compagna Mietta abbiamo diciamo riscontrato di Venezia è la disponibilità dai veneziani quando capiscono che sei qui per starci. E quindi pieni di amici che ci hanno dato dei consigli e poi ho cercato anche di andare in situazioni interessanti da proporre a un turismo un po' diverso da quello iperclassico. Vabbè, ma sei un bolognese inguaribile perché ti metti a pedalare pure nei canali qui, cioè hai mantenuto la tua bolognesità o no? Ma allora, uno è quello che ha raccolto, no, durante la sua esistenza. Io sono nato a Mantova, quindi già lì l'acqua era presente. E dopodiché a 18 anni sono scappato da Mantova perché comunque Mantova negli anni 70 insomma era un borgo, ma allora i borghi erano molto ristretti e era un borgo nebbioso, insomma sono scappato via come tutti i diciottenni. Sono andato a studiare a Bologna e lì mi sono fermato. Venezia è un passo ulteriore, con il quale io ho cercato di interpretare i miei tempi, le mie esigenze, la mia vita. Diciamo che non è tutto merito mio, anzi è stata la mia compagna che è qui da qualche parte e che comunque è una signora per bene, timida, quindi lasciamola stare. Però insomma lei ha lavorato parecchio qui alla Fenice facendo il mestiere della regista di opera lirica e si era innamorata di Venezia e da sempre voleva venirci a stare. Dopodiché è arrivato il Covid, grande disgrazia, però ci ha permesso di chiedere in prestito a un amico una casa, una casina, e abbiamo passato alcuni mesi qui a Venezia, in una situazione anche molto particolare, ve la ricorderete tutti. E lì era difficile resistere all'idea di riorganizzare un altro segmento della vita in un posto come Venezia. E tu l'hai conosciuta anche come giornalista viaggiatore a Venezia in passato. E come ti senti in questa nuova veste di cittadino di Venezia? Io ero venuto a Venezia a fare anche dei servizi, delle cose, eccetera. Ero venuto a fare una cosa, ma molti anni fa, sul Carnevale. Sono venuto 2 o 3 volte a fare la festa del Redentore. Una volta anche con la barca adriatica con la quale abbiamo fatto il giro del mondo. Abbiamo pensato che l'ultima tappa, siamo originali, no? Vabbè, che l'ultima tappa doveva essere arrivare a Venezia e lì ho avuto un assaggio di come funzionano le cose a Venezia, ma semmai lo vediamo dopo. Per cui sì, io ero stato ovviamente a Venezia, Venezia vissuta 1 giorno, 2 giorni è faticosa, cioè è meravigliosa, però no, Venezia appunto in questo senso venire ad abitare, perché Venezia va vissuta nei suoi tempi. Io un sacco di giorni non esco di casa, però sono a Venezia, mi basta guardare fuori dalla finestra e c'è il canale di Cannaregio dove passa il mondo, passano i vaporetti, forse voi lo date per scontato, ma un vaporetto è un'opera d'arte, è la cosa più elegante del mondo. Guarda come naviga un vaporetto, ha la poppa tonda, mi hanno insegnato i veneziani, quindi non fa troppa onda, a differenza
c'è qualche taxista in sala, a differenza dei taxi che con la poppa piatta sollevano un buridone di acqua. Per cui sì, insomma, Venezia è abitare. C'è una storia familiare che secondo me è significativa. Nel momento in cui io decidevo di venire a vivere a Venezia, mia figlia, 30 anni, decideva di andare a vivere in un paesino sperduto degli Appennini. È una scelta, secondo me, parallela, diversa, abbiamo 40 anni di differenza, però comunque è una scelta di ripararsi, no? Paradossalmente tu mi dirai, ma vieni a ripararti qua che domenica scorsa non si riusciva a camminare. Sì, Venezia è un riparo, vissuto in un certo modo. Il famoso overtourism, certo, è un problema enorme da tutti i punti di vista, però a livello di quotidiano gli amici veneziani mi hanno insegnato ad aggirarlo, proprio per quello che dicevo lì quando pedalavo, insomma, è un borgo, ti offre immediatamente delle relazioni, che è quello che l'essere umano cerca, e in un contesto dove, guarda caso, appunto non ci sono le automobili, sembra una banalità, è fondamentale, con dei tempi particolari. È chiaro che fare la spesa a Venezia, insomma, devi programmare un paio d'ore, 3, non è che puoi dire corro al supermercato, non esiste, perché ora che sei al supermercato hai incontrato almeno 2 persone con le quali hai chiacchierato 10 minuti, quindi è questo, sono questi tempi, questo clima in tutti i sensi, l'acqua, poi ovviamente, poi dirlo qui è quasi inutile, la bellezza, la storia, tutto quello che vuoi, sono cose che uno che viene qua apposta, deciso a starci, le nota, non le dà per scontate. E nei giorni scorsi ecco, apriamo un piccolo discorso sull'overtourism e facciamo anche un test di venezianità. Una delle cose che irritano profondamente i veneziani o chi abita a Venezia sono i ponti, che sono il posto privilegiato per le foto dei turisti, che non si passa. Hai mai insolentito dei turisti che occupavano il tuo spazio o no? Allora, che io possa insolentire un turista, cioè io, capito, dico, ma come? Cioè è la mia categoria, no? Quindi, poverino, lo capisco. Ti dirò che una volta mi è venuto, insomma, mi sono commosso, perché c'erano 2 turisti di una certa età, una coppia, per manina, ai piedi del ponte delle Guglie, quindi arrivavano dalla stazione. Secondo me venivano da un paese lontano, un po' strano, li ho battezzati come 2 turisti dell'est o del nord-est estremo. Erano attoniti, bocca aperta, si guardavano attorno, si guardavano tra loro, gli veniva da sorridere, cioè quasi i lacrimoni. Ho detto dai, va bene, cioè se lo meritano è sacrosanto. Stavo per insolentirli, nel senso di disturbarli e dire ma dai, dove state andando, cosa fate, perché erano troppo belli. Dopodiché spesso, io non ho mai giocato a rugby, però il mio incedere a Venezia spesso è quello del rugbista, nel senso che qualche spallata la do, proprio perché avete capito dove abito, e quindi per me il famoso Ponte delle Guglie è un percorso abituale, e lì per esempio domenica non sono riuscito a passare. Ho dovuto fare le fondamenta dalla parte diversa da casa mia e arrivare e passare il canale ai 3 archi, perché alle Guglie ero in controtendenza e quindi niente, ho dovuto rinunciare. Ero anch'io in costume carnevalesco, nel senso che ero in costume da veneziano, cioè avevo il carrello della spesa. Fondamentale, io prendo il carrello della spesa anche quando non devo andare a fare la spesa, perché così, e mi vergogno come una bestia quando ho la valigia, vabbè, questo così, perché aspiro all'appartenenza veneziana.
però ero perfetto come veneziano. Ecco, ma cosa hai provato domenica quando c'era questa folla oceanica a Venezia? Abbiamo superato ogni limite proprio. Cioè, pensi che cosa si può fare adesso perché non avvenga più una cosa di questo genere, una giornata come quella che ci saranno ovviamente nei prossimi giorni? Allora, la cosa buffa di questa, dov'è la Presidente? Eccola, che adesso è lui che fa le domande a me. Ma Moltedo, A, è un giornalista vero, B, abita qui da molti più anni, ha scritto dei libri su Venezia, uno me lo sono segnato, è la nostra città, 33 racconti di Venezia che resiste. Vabbè, allora però facciamo pure il gioco che lo chiedi a me. Io sono un ragazzo anni 50, forse un po' ideologico e démodé. Secondo me il pubblico deve prendere in mano la situazione e assumersi la responsabilità di gestire. Allora, l'overtourism, facciamo finta che sia una malattia. Cosa fai tu per combattere una malattia? Fondamentalmente il tuo dovere è prendi il propoli, prendi la vitamina C, cioè cerchi di rafforzare le tue difese immunitarie. Le difese immunitarie di una città sono gli abitanti, i servizi per gli abitanti, le case per gli abitanti, i negozi per gli abitanti. Se il tessuto è forte, tiene anche di fronte a delle cose di questo tipo. A questo proposito ci sono tanti atteggiamenti, perché adesso non sto a farvi la piantina, ma quando io, arrivando sul ponte delle Guglie, ho dovuto rinunciare a passare e mi sono fermato a chiacchierare con Alvise. Alvise è il mio amico che ha l'edicola lì ai piedi del ponte. E naturalmente abbiamo cominciato a dire che palle, guarda qua, ma non si può. Poi lui mi fa però c'è mia madre. E dico, mia madre ha 80 anni e adesso è in giro fuori perché dice va che casino che c'hai, bellissimo, mi godo la città, in costume. Dopodiché lo sgrida sempre, la madre ne ha 80, lui ne avrà 50, perché gli dice ma voi non vi godete la città, ci sono 1000 occasioni, tu sei sempre lì che lavori oppure vai a bere lo spritz che poi ti gonfia la pancia, non fai niente, eccetera, eccetera. Chiusa parentesi, atteggiamenti ce n'è tanti. Ma torniamo alla domandona. Allora, secondo me si tratta di mettere nelle mani del pubblico gli strumenti per gestire. Gli strumenti per gestire vuole dire quel posto lì, lì c'era un droghiere, non puoi farci un'altra pizzeria al taglio. Però ci vuole coraggio, ma tu hai una casa, è tua, per carità, la proprietà privata, guai, però l'uso che tu fai di quella casa ha delle conseguenze sociali, no? Per cui ma guarda, è fin troppo facile, perché poi, ma il B&B, ho studiato, perché si parla di turismo, è stato inventato in Irlanda, primi del Novecento, perché tutti i giovani emigravano, c'era una fame, e le case erano grandi, i genitori vecchi rimanevano lì con le case vuote, hanno cominciato a fare appunto il bed and breakfast, cioè affittavano e davano la colazione. Il principio del B&B è che redistribuisce presso la popolazione locale la ricchezza che porta il turismo. Ecco, allora, delle multinazionali che comunque si appropriano in vari modi di decine di appartamenti, li gestiscono senza il minimo contatto umano, fisico, perché tu devi solo digitare un coso. Cioè, non c'è la signora che ti apre e che dice allora guardi, vada a mangiar lì, che è buono. Cioè, è una contraddizione. Ora, capisco che rischia di scoppiare la rivoluzione, ma insomma io quando facevo la rubrica delle lettere di cuore ricevevo un sacco di insulti, non c'erano ancora i social per fortuna e mi davano del socialdemocratico. Va bene, quindi essendo socialdemocratico nell'animo non pretendo da domani una rivoluzione, ma però alcuni strumenti legislativi in mano alle amministrazioni bisogna ridarglieli. Sì, tu quando hai cominciato, diciamo, professionalmente a occuparti di turismo, anche se in modo molto peculiare, molto simpatico,
era un altro mondo, no? Quello del turismo. In qualche modo, se siamo arrivati, ti faccio una domanda un po' provocatoria, se siamo arrivati a questo punto, il tuo contributo l'hai dato anche tu con quel tipo di trasmissioni o no? Allora, io lo ammetto che sono un pentito di tante cose. Negli anni 70 si parlava della comunicazione orizzontale, tutti devono comunicare, devono esprimersi, che bello in un futuro la tecnologia, e poi adesso siamo alle prese coi social e quindi uno dice ma cosa mi è venuto in mente, ma perché? Poi lo slogan dei turisti per caso era: se viaggiamo noi potete farlo tutti, viaggiate, fate i turisti, perché viaggiare è quasi un dovere dal punto di vista culturale, che bello, che bello. E adesso esiste l'overtourism. Ovviamente non è colpa nostra perché noi abbiamo inciso pochissimo, purtroppo, e per fortuna, però sì, certamente c'è stato a un certo punto un fenomeno. Questo fenomeno non è così chiaro. L'overtourism in qualche modo ha cominciato a dare segnali di sé poco prima della pandemia ed è esploso dopo. C'è chi dice che questo senso così di soffocamento dovuto al fatto di dover per forza rimanere chiusi in casa poi ha fatto esplodere il contrario. Secondo me ci sono questi fenomeni dei luoghi instagrammabili, per cui appunto cioè uno va in giro per dimostrare agli altri che c'è stato e c'è questa testimonianza della fotina. In tempi non sospetti io ricordo varie esperienze. Allora, noi siamo andati più volte, questa è una vera fortuna, nel Pacifico. Poi con il Giro del Mondo l'abbiamo fatto in barca, vabbè, bellissimo. Allora le persone che io conoscevo, che dovevano andare in Polinesia per il viaggio di nozze, chiedevano ma dove andiamo, no? E io mi sforzavo, perché ci sono delle isole particolarmente belle, altre, e quindi insomma la cosa che normalmente dicevo era: guarda, è bellissima, ma non andate a Bora Bora, perché è un'isola meravigliosa, ma è la più turistica, è la meno significativa, è inutile, no? Allora poi tornavano e regolarmente erano tutti andati a Bora Bora. Questo perché il collega d'ufficio subito, quando tornavano, chiedeva com'era Bora Bora, e se tu non c'eri stato eri uno sfigato. Però il principio un po' adesso del nuovo turismo è un po' questo, la mancanza totale di consapevolezza. Insomma, i turisti per caso, noi facevamo delle cose anche stupidine, ma comunque c'era sempre una volontà, cioè vogliamo andare lì perché quella roba lì mi interessa, no? Quindi mica tanto, ma insomma un librino uno lo leggeva, ma anche un documentario bastava, non è che ci voleva. Adesso la motivazione è no, nel turismo di massa io non la vedo. La comunicazione è così, cioè i social adesso, cioè, mi segnalano uno, guarda quello lì è bravo, ti piacerà perché si occupa di cibo. Oh dai, è un influencer. Vado a vedere, fa un reel di 25 secondi dove in un supermercato, non mi ricordo dove era, fai conto in Australia, fa vedere quello che vendono. Non è insomma, capisco l'intrattenimento, ma no, cioè il linguaggio adesso ti impone una superficialità che poi riverbera sull'atteggiamento del turista che si fa influenzare dall'influencer. Una trasmissione come quelle iniziali con cui sei diventato celebre, come la potresti rifare oggi o come la rifaresti? Cioè, considerando il fatto che gran parte delle persone vanno nei posti più remoti, più esotici, più cool, come si dice adesso, no? No, non la potrei più fare per svariati motivi. I viaggi più belli che io ho fatto, tra l'altro io e Mietta ne abbiamo fatto uno spettacolo su questo, i viaggi più belli io non li potrei più rifare.
Faccio un esempio, un viaggio meraviglioso, lo Yemen, distrutto dalla guerra. Le isole Svalbard, altro viaggio stupendo, in grave difficoltà a causa dei cambiamenti climatici. Alle isole Svalbard io sono andato a cavallo tra aprile e maggio, era il periodo migliore perché c'erano 25-30 gradi sotto zero, ma la luce c'era per 22 ore al giorno. Adesso in quel periodo le temperature sono cresciute di X gradi, si sta fondendo il permafrost. Il permafrost, sapete cos'è? Insomma, è quello strato di terreno ghiacciato. Le case erano costruite sul permafrost e stanno crollando. Per dire, la banca dei semi che hanno fatto alle Svalbard si è inondata perché si è fuso il ghiaccio, per dire, le Svalbard. Oppure, un altro viaggio bellissimo che ho fatto praticamente in Tibet, ma non è Tibet, dal punto di vista politico è Nepal, nel Mustang, ecco. Mi sono segnato tutti i nomi, ma questi non li ho segnati, perché i nomi non galleggiano più nella testa. Vabbè. Allora, il Mustang, posto stupendo, che io mi sono conquistato perché potevi attraversarlo solo a piedi. Non c'era nemmeno la ruota, perché il sentiero era largo così. Per cui dovevi proprio farlo o a cavallo, di un cavallino alto così, che per carità, oppure a piedi. Adesso i cinesi hanno spianato uno stradone dove passano i camion, quindi quel mondo che era un mondo veramente, dire conservato non rende l'idea, insomma era autentico, conservato in una situazione socioculturale, ambientale di un certo tipo, non c'è più, eccetera, eccetera. Quindi questo tipo di viaggio non lo potrei più fare, ma anche viaggi più semplici. Il viaggio che in qualche modo ci ha sdoganato è stato un viaggio che abbiamo fatto in Giappone. Siamo arrivati in Giappone e in una settimana, compresi i viaggi, abbiamo prodotto 3 puntate di prima serata da 100 minuti, perché era pazzesco, cioè la telecamera era sempre accesa, non siamo andati a letto a dormire per 2 notti, non consecutive, perché c'erano 1000 cose da vedere, delle cose straordinarie, delle cose pazzesche, che allora, e stiamo parlando degli anni 90, definivano una diversità assoluta tra noi e il Giappone. Non a caso lo slogan era: non possiamo andare su Marte, non c'era ancora il nostro amico che adesso dice che si può, e andiamo in Giappone perché sembra di essere coi marziani. Adesso tutte le cose che là mi hanno stupito, la macchina che parlava, l'impianto da sci al chiuso, insomma tutta una serie di cose adesso sono scontate, nel senso che l'omologazione ha lavorato molto, per cui adesso i famosi non luoghi si sono molto moltiplicati, quindi adesso rifare i viaggi vorrebbe dire veramente andare molto a fondo, cioè non puoi più comportarti da turista che guarda, devi per forza comportarti da giornalista, viaggiatore, cioè andare a scavare. Sulla superficie ormai il mondo è molto simile. Ma anche il pubblico è cambiato, cioè quel tipo di trasmissione, ammesso che se invece le cose che hai appena detto fossero invece rimaste intatte, il pubblico comunque è molto cambiato, è un pubblico di viaggiatori, probabilmente non sarebbe così preso dai vostri racconti, probabilmente. Ma senti, le ultime puntate risalgono appunto, una di queste, risalgono a 2 anni fa, per cui il pubblico è quello. Ma il pubblico sinceramente c'è, è molto carino e risponde. Certo, poi ci sono le varie fasce d'età. Io mi sono conquistato una fetta di pubblico giovanile perché ho fatto la pensata, assieme al mio amico e fratello regista, di prendere una vecchia Moto Guzzi e di trasformarla in elettrica. E allora questo,
è nato un dibattito tra settantenni che mi hanno sgridato perché ho rovinato un vecchio modello di Airone Guzzi e i giovani che hanno detto no, ma dai, è una figata, ma che bella, che strano. Cioè, quindi il pubblico è lì, secondo me ne ha ancora voglia, persino la TV generalista la danno per morta, ma continua a vivere e a rappresentare un linguaggio. So che a proposito di veicoli che hai ristrutturato, so che stai lavorando a un trattore. Sì, adesso uno viene a abitare a Venezia e poi il trattore non è proprio... No, sto facendo, ma questo fa parte del mio aspetto post-ideologico, un documentario, non me l'ha chiesto nessuno, non lo paga nessuno, forse la 7 lo manderà in onda per pietà, adesso vediamo, però c'è stato tra il 50 e il 51 uno sciopero a Reggio Emilia, lo sciopero delle officine reggiane, uno sciopero durato un anno, ha dato vita a un fenomeno, guarda caso, di relazioni umane, perché famiglie già povere di loro, che non hanno preso lo stipendio per un anno, si è mobilitato la cittadinanza, gli intellettuali sono andati a Reggio, cioè è stata un'impresa nel suo genere epica, che si collega molto a tutta una serie di problemi attuali, vedi per esempio il concetto di politica industriale, allora come adesso. Vabbè, insomma, questi operai durante questo sciopero, per dimostrare che erano bravi, che ce la potevano fare, prima facevano cannoni e aerei da combattimento, dopo la guerra volevano riconvertirsi e fare qualcosa per il loro territorio, Reggio Emilia, agricoltura, e hanno fatto questo trattore reggiano. C'è qualche reggiano in sala? I reggiani sono così, hanno la testa quadra, e non a caso hanno fatto un trattore di 6 tonnellate, che non avrebbe mai funzionato perché avrebbe spaccato la terra dovunque, ma va bene, però era simbolico. E io e il mio amico stiamo facendo un documentario su questo trattore. Insomma ha un'espressione un po' così, di quelli che... vabbè. Invece torniamo a Venezia, le persone, le situazioni che hai conosciuto, ce ne ricordi qualcuna di questi personaggi, anche veneziani o veneziani come noi che sono diventati veneziani? Ho l'elenco, ed è un elenco lungo, ma posso parlarti di una persona che magari qualcuno la conosce, ed è una operatrice ecologica, alias una spazzina, si chiama Emanuela ma è molto particolare, perché lei, per come usa la scopa, è a metà tra una danzatrice, una fatina, insomma, si veste in maniera anche in qualche modo particolare. Vabbè, io giro su e giù per le fondamenta. Tra l'altro non è mica facile imparare le parole nel veneziano. Le fondamenta, sono figlio di un geometra, per me le fondamenta sono un'altra roba, però adesso l'ho imparato. Come del resto un'altra cosa molto, molto significativa, per esempio il rusco in bolognese si dice scoasse, e io l'ho imparato. La calle per me è un fiore e invece no. Vabbè, il campo, figuratevi, mantovano. Vabbè, comunque sono Emanuela, la vedo che bella, carina, attraente, parla con tutti, saluta tutti, e dico, quella lì è la mia donna, nel senso, io cercavo casa, cercavo di ambientarmi, erano i primissimi tempi in cui eravamo arrivati, eravamo ancora nella casa famosa dell'amico che ce l'aveva prestata, e dico, ma ciao, mi sono presentato, ho raccontato, vorrei abitare, insomma, ma dai, vuoi abitare? Ma... Insomma, l'ho incontrata, famoso ponte, il solito ponte delle Guglie. Lei mi ha detto, aspetta, vieni con me. Mi ha fatto fare tutte le fondamenta, oltre il ponte dei Tre Archi, e cosa ha fatto? È entrata in tutte le botteghe e mi ha presentato e ha raccontato la mia storia e la mia intenzione di stare a Venezia. Ha suonato a un campanello, qui ci sta il professore, tu lo devi conoscere.
Poverino, ma ha suonato, l'ha fatto scendere. Ho scoperto poi, vabbè, Claudio è diventato il nostro primo migliore amico e ho scoperto che abita al quinto piano, povero, quindi è dovuto scendere e poi risalire, va bene? Poi un'altra ragazza che stava tranquillamente telefonando ha detto tira giù il telefono perché devo spiegarti. Io all'inizio ero vergognosissimo, poi ho visto che invece sì, c'era una reazione positiva, ma l'ultima tappa è stata che ha urlato un nome e si è affacciato un ragazzo dal primo piano e ha detto so che voi dovete andare a star via. Sì, andiamo via a maggio. Allora dammi il numero della padrona di casa perché lui ha bisogno di una casa e quindi è... Morale che ho trovato casa, la padrona ovviamente è diventata una delle mie nostre migliori amiche Anna. Ecco, questo è stato l'approccio. Dopodiché a un certo punto nella nuova casa, quando praticamente se ne sono andati i muratori che hanno messo a posto il bagno, io e Mietta abbiamo detto ma dai, spargiamo la voce, magari vengono così a vederla gli amici, era il mio compleanno tra l'altro. Cioè, abbiamo collaudato il pavimento perché sono venute 50 persone, no? E veramente ci ha colpito perché, ve lo posso dire, le relazioni umane nella città media normale, parlo di Milano, parlo anche di Bologna, sì, Roma o cose del genere, per ragioni di lavoro di Mietta frequentiamo Parigi, non sono così, sono così a Venezia, no? Dove insomma questo è un resoconto, non è un giudizio, no? Per cui grazie a Emanuela noi ci siamo ambientati e dopodiché quando passavo per le fondamenta salutavo tutti ed è questo il piacere di vivere a Venezia. Sì. No, condivido perché anch'io sono un neo veneziano, per quanto da più tempo di te, ma ci sono tanti anche stereotipi che viaggiano su Venezia, il più diffuso dei quali tutte le volte, ma non è scomoda Venezia, oppure sì è bella da visitare ma non da viverci. Secondo me innanzitutto non è scomoda, perché per esempio tu facevi prima l'esempio di fare la spesa, no? Ma guarda che in città, almeno per come ricordo Roma, il tempo che metti per trovare il parcheggio, per muoverti, non è mica inferiore. La parola parcheggio mi provochi un travaso quindi, cioè intendiamoci sulla parola comodità. Cosa intendiamo per comodità? Certo, perché per me la comodità non è quella di, anche poi tra l'altro Venezia, se non mi sbaglio, ha il tasso minore tra tutte le città italiane di malattie cardiache di altro genere perché la gente cammina. Quindi fa pure bene, quello è parte della qualità della vita, no? Mi consolano i signori di una certa età che comunque si arrampicano sul ponte, sì, li vedi con il loro carrellino e dici vabbè dai. Sì. Ecco, quindi questo vorrei anche sottolineare, no? Che c'è queste immagini un po' che non danno conto della vita reale che c'è in questa città, no? Mi fai fare però una premessa, una parentesi, perché sennò è chiaro che è un privilegio poter fare un mestiere che ti permette di scegliere dove abitare. Questo va detto, perché uno che deve fare l'impiegato al catasto non lo so, a Treviso, non è che può dire vado ad abitare a Venezia. No, questo bisogna dirlo, ecco, perché il nostro lavoro è molto... Cioè io mi devo muovere moltissimo, sono sempre in treno, però comunque posso dire abito a Venezia. Chiusa parentesi perché sennò facciamo della letteratura. No, detto questo è chiaro che ti organizzi in un altro modo, hai degli altri tempi, e secondo me quali sono le cose importanti? Le relazioni, combattere in qualche modo lo stress. Qui hai comunque delle possibilità in più, avere sempre soprattutto per chi ci è appena arrivato, dei nuovi stimoli, no? Per prendere la residenza di Mietta abbiamo provato a prendere l'appuntamento nella comune sede, però c'era da aspettare
Allora ci hanno suggerito i soliti amici, ma perché non andate a Murano? Appuntamento a Murano l'abbiamo preso subito. Prendiamo il vaporetto per Murano, che tra l'altro parte davanti a casa nostra, ma vabbè, poco più in là. Arriviamo in questo palazzo dove tra l'altro c'è un bellissimo museo antropologico molto carino, con delle cose, vabbè. Insomma, è entrato queste due signore, non vi dico, ci siamo scambiati i numeri di telefono, abbiamo concordato che il funzionario venisse a verificare l'abitabilità nel momento in cui c'eravamo, cioè si è aperto un rapporto. È andata via una giornata, ho capito, però è stato un piacere totale. Ecco, queste cose sarei ingiusto se dicessi che non ci sono a Bologna. Anche a Bologna vai là, incontri la signora in ciabatte del comune che dici ho questo problema. Sì, è vero, però è tutto un po' più complesso. Io adesso a Bologna, quando ci vado, devo intervenire in un luogo molto periferico, prendo 2 autobus, è durissima, no? Quindi io penso poi, tra l'altro, io ho visto Roma recentemente che c'è un deterioramento del centro storico veramente fuori misura, e credo anche Bologna. Paradossalmente Venezia, forse perché da più tempo si deve misurare con questi problemi, mostra una maggiore resilienza rispetto a questa aggressione, no? Io ho visto Bologna è proprio trasfigurata, ma anche la zona di Roma, zona intorno a Piazza Navona, per dirne una, o il Pantheon, sono assolutamente invivibili da ogni punto di vista, o Campo dei Fiori. Venezia sì, è ovvio che sappiamo che ha dei problemi enormi, però tutto sommato ha una maggiore... intanto la cittadinanza sa reagire di più, forse. Beh, allora, sulla resilienza di Venezia abbiamo anche già chiacchierato quando ci siamo conosciuti. Io ho scritto perché sennò non mi ricordo niente, ma nel mio piccolissimo già ho incontrato diverse associazioni estremamente interessanti che testimoniano che c'è una capacità di mettersi assieme per fare delle cose. Guarda, allora ho conosciuto la Laguna Veneziana Onlus di Prevedello, di Davide, che fa delle cose con i ragazzi, con le scuole, eccetera, eccetera. Sono andato a trovare quelli di Laguna nel Bicchiere a San Michele, bellissima la situazione con questo gruppo, no, molto motivato, di gente che viene da tutto il mondo. Poi vabbè, all'isola di Sant'Erasmo sono andato a parlare con i contadini. Poi alle Vignole ho incontrato Luigi Di Prinzio, che è un architetto dell'associazione Veras, Vignole Energia Rinnovabile Agricoltura Sana, Tomò. Poi ho conosciuto Piero Tosi, famosissimo, con le sue barche elettriche. Sono andato alla Remiera di Burano e lì c'era tutta questi ragazzini che imparavano. Le Valli del Cavallino è una situazione ambientale pazzesca. Insomma, alcune tradizioni anche artigianali sono assolutamente vere e funzionali all'ambiente veneziano. Per esempio allo Squero Tramontin sono andato là a vedere come si fa. Saverio Pastor lo conoscerete tutti, il famosissimo remiere. A Murano ho cercato di andare anche a vedere, insomma, cos'è rimasto di una tradizione di artigianato artistico da Nason Moretti. Allora, nel mio piccolissimo, in poco tempo, però le occasioni di misurare la resilienza di Venezia, che si misura, e certo i dirigenti sono nati a Venezia, ma il corpus è fatto da gente che ha deciso di starci, perché il caso della Laguna del Bicchiere era a parte gli scherzi, presidente e vicepresidente venezianissimi, ma tutto il gruppo venivano da tutto il mondo, erano proprio giapponesi, australiani, tutti che curavano la vigna, perché appunto la scelta di stare a Venezia è quello. C'era una signora australiana con le lacrime agli occhi: io vengo dall'Australia, guarda, sono qui che sto potando una vigna sotto al campanile. Quindi,
cosa gli vai a dire? È una cosa bellissima. Sì, questa forza rimane intatta di Venezia ed è una delle ragioni per cui noi dobbiamo fare di tutto perché vengono a vivere nuove persone qui, anche se non potranno certo sostituire i veneziani doc, che hanno una loro identità molto forte legata ad una storia antica, e questo mi rendo conto che è difficile che sostituire chi va via o chi non c'è più. Però teniamo anche conto che Venezia è il Fontego dei tedeschi, il Fontego dei turchi, degli armeni, i greci, è sempre stata una città molto accogliente e che si è saputo mischiare con le persone che vengono da fuori. Quindi penso che questo sia l'unico percorso plausibile perché questa città non muoia, oltre al fatto che le persone che stanno qui siano messe nelle condizioni di poterci rimanere. Sì, anche una questione... Prego, avete... Esatto, è il discorso di prima. Guarda, allora io confesso che durante il coprifuoco, quando c'era appunto la pandemia, e io e Mietta a volte andavamo a trovare degli amici e poi, insomma, sforavamo di un quarto d'ora, va bene? Io avevo in tasca il permesso da giornalista, che era vabbè, però vabbè, e tornavamo da casa degli amici a casa nostra, e lì facevi la prova, perché la gente era tornata a casa, ma non era ancora andata a letto, no? Quindi contavi le finestre accese e le finestre spente. Era terribile, pochissime finestre accese, soprattutto in alcune zone, e tutte finestre spente, cioè poi se andavi a controllare anche i campanelli c'era scritto, no? Turistica. Purtroppo è così, è il ragionamento che si faceva poco fa rispetto al fatto di intervenire su questo. Molte città lo stanno facendo. In Spagna ci sono delle vere rivolte. A Barcellona la sindaca ha detto basta. Come? Sai che non ho sentito. Aspetta un attimo che non si sente. Ah, sì. Ho detto che ha detto basta, ma poi non è stata rieletta. Allora, Perché oltre alle case manca anche il lavoro se non fai il cameriere. certo. E se non apri un panificio, una panetteria, una panineria, perché anche l'articolo di stamattina sul Gazzettino era che quelli dei panifici, delle cose da mangiare, del magna magna erano tutti felici, ma gli altri negozianti dicevano che questo affollamento eccessivo dissuadeva la gente dall'entrare, quindi ognuno ha il suo particolare microscopio con cui vede i fenomeni. Che ci sia un'amministrazione che vede invece i fenomeni nel suo complesso per il bene della cittadinanza, questo non esiste. Vi faccio un esempio. Il Battiloro Berta, che è un'azienda centenaria, deve chiudere i battenti perché per i debiti contratti durante il Covid ha dovuto vendere i suoi locali. Bene, gli strumenti di lavoro del Battiloro Berta, che ha 100 anni, saranno esposti al Museo di Milano. Ma guarda, ti posso fare l'esempio della mia amica cartolaia. L'ho vista un po' così un giorno ed è preoccupata perché le hanno alzato a dismisura l'affitto. Non lo so, io sono un vetero, va bene, d'accordo, no? Sono fuori moda. In un dibattito televisivo mi sono confrontato con la signora Mussolini, è stato difficile, ma sono totalmente d'accordo. Il pubblico deve avere gli strumenti per intervenire e decidere che quella destinazione d'uso di quel negozio deve restare quello. Non puoi farci appunto la classica pizzeria al taglio, ecco. Però è un discorso squisitamente politico che bisognerà affrontare nei momenti giusti. Se posso dire, ho avuto una sensazione che a Venezia siano molto litigiosi, ecco, nel senso che è difficile mettersi assieme. Anche sono andato a delle manifestazioni, sì, ci sono questi, non ci sono gli altri. Perché? Perché quegli altri gli stanno sui coglioni. Ah, vabbè, d'accordo.
Vabbè, no, per carità, io vengo dalle cooperative emiliane dove il concetto in qualche modo di unità bisogna ritrovarlo, perché altrimenti non se ne esce. Comunque, se posso, per aiutare i miei colleghi turisti a non fare troppe gaffe quando vengono qua, io ho cercato di fare anche delle cose che volevo pubblicare sul sito, no? Sentiamo. Sì, nel senso che, allora, per esempio, ci sono dei termini che uno deve conoscere, se no fa delle brutte figure. Allora, per esempio, forcola. Che cos'è una forcola? Io volevo proporre al turista 3 risposte possibili. 1, attrezzo agricolo usato per maneggiare e caricare il fieno. 2, patibolo usato per eseguire impiccagioni ma di piccole dimensioni, forcola. Da ultimo, scalmiera utilizzata nella voga veneta, eccetera, eccetera. Questo può aiutarli. Oppure, ecco, un'altra cosa particolare è la bricola. La bricola è un tipo di briscola che si gioca in Veneto, è sempre briscola bastoni. Vabbè. Oppure una chiave esagonale, prendi il nome dall'italiano Egidio Bricola, che nel 1945 ha brevettato questa cosa, per cui fare bricolage in realtà significa usare le bricole. Oppure insieme di pali, struttura nautica utilizzata per indicare le vie d'acqua nella laguna di Venezia. E va bene. Ma altre stronzate del genere, nel senso che, per esempio, una cosa buffa però è l'equivoco sul carpaccio e il Bellini. Cioè, per il turista il carpaccio si mangia e il Bellini si beve. E questo crea degli equivoci, ma bisognerà fare opera, insomma, di divulgazione in qualche modo. Ma questo ovviamente è uno scherzo stupido, però è anche vero che il problema è culturale, cioè il turista deve venire qua con delle intenzioni, no? Con un suo mini progetto, invece brancola e gira. È anche il suo bello, perché sta lì proprio in quella strada lì, non va troppo in giro, per cui non riempie le calli, anche se adesso con Google vedi che cercano. In più, una cosa strepitosa, andando in vaporetto sul Canal Grande si vedono i turisti che guardano il telefonino. È stupendo. Questo è una cosa, non lo so, cosa gli vai a dire? E scrollano, perché poi io vado a vedere cosa guardano, perché metti che stiano leggendo la storia di quel palazzo lì, uno dice vabbè, chapeau. No, guardano dei giochini, delle cose così. Va bene, cosa dire? La bricola, c'è una quarta possibilità, perché le bricole che stanno mettendo adesso non sono di legno. No. Questa è una cosa anche molto... Sono di plastica. E dà l'idea anche di questa degenerazione anche del mondo lagunare. È un dettaglio, ma per chi conosce la laguna non lo è. E tu, a questo proposito, abiti vicino a una rimiera importante, San Giobbe, no? Sì, ma io sono andato solo in quella di Murano. San Giobbe, sono sincero, non la conosco. Però volevo appunto, se hai osservato il mondo delle rimiere, a Venezia è molto importante. Beh, bellissimo. Al sabato mattina io passo la mattina a finestra, perché passano tutti per il canale di Canareggio con tutte le varietà di barca. Ecco, a questo proposito però c'è, credo, un problema che si pone, cioè il rapporto tra i veneziani e le loro feste comandate. Io sono venuto più volte a fare il Redentore. La prima volta con un gruppo di operaie dell'acqua gas su una barca dove non ho capito una parola, ecco, però ho mangiato in un modo mostruoso e mi sono molto divertito. Poi sono tornato con la nostra barca, anche lì è stata una piccola avventura, perché io prima la nostra barca è una barca importante, nel senso è lunga 22 metri, pesca, per cui io ero venuto in comune, avevo chiesto il permesso di venire perché era il coronamento di un giro del mondo, era insomma, capito. Allora con un motoscafo del comune, mi sono sentito molto importante, siamo andati a vedere e mi hanno detto
qui mettete l'ancora, qui ormeggiate, lo mettete qua, arrivate a quell'ora lì, andate via a quell'altra ora, tutto a posto. Siamo tornati e abbiamo messo l'ancora lì, tutto bene. A un certo punto arriva un gommone, la finanza. Cosa fate qua? No, avevamo permesso del comune. Cosa c'entra il comune? Il comune non ha nessuna possibilità di darvi il permesso. No, ma veramente arriva un altro gommone, i carabinieri. Cosa fate qua? No, stavamo dicendo, il comune non... Insomma, io vi giuro, la situazione... Io sono andato sotto bordo perché ne sono arrivati 5 di gommoni. Aspetta, te le dico, la finanza, la capitaneria, certo, che forse era l'unica che aveva, vabbè, la capitaneria, come si chiama, il genio civile, no? Insomma, erano 5, compresi i vigili, che sono arrivati e hanno detto, noi abbiamo detto noi di metterci qua, voi non... Ho detto, adesso scoppia un casino qua, si sparano, sono armati, e quindi, vabbè... Siamo rimasti lì perché poi si è risolto tutto tranquillamente e vabbè, alla mattina è arrivato il vaporetto che ci ha dato una strombazzata pazzesca perché stavamo in mezzo ai piedi, però anche lì è stata un'esperienza veneziana. E cosa stavo dicendo? Non mi ricordo più. Comunque, sì, mi sono perso nella laguna. Ah, ecco, sì, benissimo. Allora... L'ultimo anno un sacco di amici veneziani hanno detto no, io con la mia barca non ci vado più a Redentore, troppo casino. È brutto questo, ci sono rimasto male perché ho detto no. Oppure un sacco di amici veneziani che so, perché li conoscevo da prima, che facevano attivamente il carnevale, sono rimasti a casa o addirittura sono andati in vacanza. Oppure la Vogalonga, molti amici veneziani che l'hanno sempre fatta, che sono venuti a vederla dalle nostre finestre perché era perfetto, e non la facevano dicendo sì, ma quei dragoni lì li hanno riempiti di turisti che pagano per pagaiare, ma il dragone non c'entra niente infatti io il dragone l'avevo visto in Polinesia veramente, però vabbè, questo qui non è bello. Nel senso che forse questo è un altro elemento sul quale si dovrebbe intervenire in qualche modo, mettendoci d'accordo, rivendicando degli spazi, delle cose, non lo so, però insomma siamo rimasti male. Ecco, se c'hai un po' di tempo, se c'è qualcuno nel pubblico che vuole fare qualche domanda, Patrizio? A Guido? Aspetta che arriva. Buonasera, ma lei in qualche modo era un influencer di prima ondata, no? Cioè quello che una sorta di influencer di prima generazione, in qualche modo lei aveva la possibilità di dire qualcosa sul turismo, eccetera. Ora, effettivamente, proseguendo il discorso che lei ha fatto sulle feste veneziane, io ho amici non veneziani che mi chiedono ma che cosa possiamo fare per Venezia? Intanto basta che non veniate quando non è il momento. Non è male. Quando non è basta il momento. Che stai a casa. No, non in assoluto, ma non al Redentore, non alla Vogalonga, non al Carnevale, perché sono i momenti in cui lasciate queste cose ai veneziani, perché fate del male, perché in quel momento Venezia non è più Venezia. E quindi venite quando potete godervela un pochino. Quando ci sono queste feste ormai di massa, che non sono più, sono state tolte alla città di Venezia, Redentore, ci sono andato per tanti anni, non ci posso andare più. Così come la Vogalonga la facevo da ragazzo, non la faccio più. Esattamente quello che diceva lei. Ma quindi io sconsiglio, ma da influenza, dico, non è che lei possa influire sui nuovi influencer dicendo queste cose? No, allora, guarda, è una bellissima domanda perché... breve parentesi, come è evoluto o involuto il mondo del web. Noi, non per colpa merito nostro, ma già dagli anni 90 è venuto da me un ragazzo e ha detto perché non fate un sito? Io gli ho risposto, ma cosa, scusa, perché dobbiamo fare un sito archeologico finto? Cosa vuoi dire? Perché davvero non sapevo niente. Vabbè, abbiamo fatto il sito, Turisti per Caso, effettivamente ha avuto un grandissimo successo, si è creata
una community, come dicono, no? Perché i turisti mandavano i loro resoconti di viaggio, poi ci si scambiava le esperienze e c'erano dei dibattiti anche, no? Erano interessanti e c'erano naturalmente anche lì un po' già le risse, tant'è vero che il nostro sito al tempo era gestito da uno psichiatra vero che riusciva a tenerli buoni, perché già la tendenza era questa. Poi a un certo punto il sito in quanto tale non conta più niente, adesso il 7% dei contatti arrivano dal sito, il 93% arrivano dai social e i social hanno le loro regole e ci sono i famosi influencer. Io veramente, sarà che essendo anziano mi vaccino, ma non ho quell'influencer lì, cioè sono tagliato fuori quantomeno per la lunghezza, no? Io quando faccio dei reel faccio delle robe di 5 minuti e mi dicono no, 5 minuti. Oppure quando mi capita di fare qualcosa sul web non me ne rendo conto. Allora, siamo andati io e Mietta il 1° agosto a Pellestrina. Pellestrina, una meraviglia totale. Nella spiaggia di Pellestrina, 1° agosto, saremo stati in 20 persone, con tutte quelle cose che la gente fa con quello che porta il mare, insomma, cose anche buffe. E lì io ero tutto bianco, ciccione, quindi brutto, perché non avevo ancora preso sole, e mi sono semi-immerso in questo mare pieno di mucillagine e ho fatto un reel. Una cosa vergognosa, cioè io l'ho fatto ma per ridere. Questo reel ha fatto 2 milioni di visualizzazioni. Poi mi sforzo come una bestia per fare delle cose che hanno un loro perché, non le guarda nessuno. Quindi venendo alla tua perorazione, io non ho più tanta voce in capitolo. Però il consiglio che dicevi, sì, a tutti gli amici noi diciamo venite ci siamo informati, nel senso che bisogna anche saperla frequentare Venezia, evidentemente. Se vieni durante il carnevale sai a cosa vai incontro. La storia, sì. Domenica io ho ricevuto delle foto da una mia amica veneziana dove c'era il mondo proprio. Ma che turismo è questo? Perché ho visto una calle, mi hanno dato una calle abbastanza grande, no, non le ho chiesto ma piena, che la gente non riusciva ad andare avanti, proprio bloccati erano. Ma che tipo di turismo ho dovuto fare il questo? giro perché non passavo sul ponte. Che tipo di turismo è questo? Cioè è un mordi e fuggi, arrivano al mattino per andare via la sera, perché poi io sono arrivata il giorno dopo, sono arrivata lunedì a casa mia e non c'è pochissima gente. Turismo di massa, come si dice. Arriva, ma avrei letto di quel caso in Abruzzo, dove era quella località? A Roccaraso. Ma sembra uno scherzo, Cioè, una famosa influencer ha detto andate lì che si paga poco, c'è la neve, ci sta bene. Alla fine ha dovuto chiamare la polizia, ingorghi. Allora, non so, sì. No, ma sicuramente in questo bel posto ci saranno dei linguisti e degli psichiatri in sala. Io vorrei che rispondessero loro. È un discorso di linguaggi, cioè ci sono linguaggi che parlano con un tono volutamente superficiale, senza nessuna relazione con un contenuto. E dopodiché, non so, forse la gente, come tutti noi del resto, è un po' disperata e quindi cerca conforto nel ritrovarsi assieme a tutti gli altri. Non lo so, è un'ipotesi, non ho le pallide idea. Io sono abbastanza sconvolto, nel senso, e pentito, solo che adesso tu mi chiedi come dire, hai aperto il rubinetto, adesso lo chiudi, non è mica così facile, ecco.
Posso fare una domanda? Io prima hai detto, ma non hai spiegato perché, che tu sei un turista ma non un viaggiatore. Mi dici la differenza? E tra l'altro voglio dire che io quando vado da qualche parte vado a vedere il sito di Turisti per Caso e ho ricevuto sempre buone informazioni. Ma guarda, la differenza, superficialmente ti rispondo così, che il viaggiatore è un signore che si prende il suo tempo, che quando arriva in un posto deve per forza avere delle relazioni con quel posto. È un signore che ha delle motivazioni, va in quel posto lì perché ha un obiettivo. Il turista, povero, è uno che spesso passa, è uno che passa e fa la foto, è uno che è superficiale per definizione, perché il viaggio organizzato è quello, no? Il perché tempo trova l'ultima occasione che c'è in un determinato sito di viaggi, no? Vai a Bucarest che costa poco e vado lì. Beh, anche sì, lì c'è una cosa molto particolare però, ai tempi, anni 90, sempre per colpa nostra, è cominciato il fenomeno del turista fai da te, che era quello che decideva di auto-organizzarsi, ed era una tendenza anche giusta per certi aspetti, no? Cioè costruisciti il tuo itinerario in base ai tuoi interessi, e le agenzie turistiche erano praticamente ridotte quasi tutte al fallimento. Adesso i dati dicono che c'è una nuova tendenza, c'è un ritorno invece a affidarsi a un esperto, a un professionista. Io ricordo dei casi anche incresciosi, perché finché tu vai per conto tuo a Parigi, prendi l'alberghino, arrivi e sei a posto, ma c'era gente che si auto-organizzava, per esempio in Yemen, o per esempio la traversata del deserto del Sahara, e allora nel deserto si perdevano, in Yemen venivano rapiti, no? Per cui anche lì noi abbiamo cercato di barcamenarci dicendo, cioè la figura del professionista appassionato di un posto che ti consiglia perché c'è stato 50 volte deve essere presa in considerazione. Tornando al viaggiatore e al turista, io credo che la discriminante sono due: il tempo, il turista è veloce, il viaggiatore deve essere più lento, e le relazioni, il turista non riesce ad avere relazioni, il viaggiatore ce le ha. Poi, chiaro, ci sono esempi letterari di viaggiatori che sono l'esempio per tutti, no? Va bene, la letteratura è piena di magnifici viaggi, e sarebbe anche bello, cioè una volta si vendevano molti taccuini alla Cetwin, adesso secondo me ci sono i telefonini al posto dei taccuini. Anche questo, lasciatemelo dire, sembra una cosa nostalgica, ma vuoi mettere un taccuino e un telefonino? Oppure se sul telefonino fai delle foto con la testa, va bene, no? Ma vabbè. Volevo chiederle, il discorso che è stato fatto dove sei? Qua. Ah, ecco. Sull'espropriazione in un certo senso delle feste tradizionali come Redentore, Vogalonga e Carnevale, sulla base della tua esperienza, che immagino sia vasta, in altri luoghi, è un fenomeno solo veneziano, siamo noi gli sfigati, oppure questa espropriazione di feste identitarie, tradizionali, avviene un po' ovunque? Io ho l'impressione che non siamo solo noi, cioè che sia però volevo chiedere a chi sicuramente ne ha viste tante e in tanti luoghi, com'è la situazione? Guarda, bella domanda, non ho tanti elementi per rispondere, però si parlava qualche tempo fa con amici della tauromachia in Spagna, per esempio, no? Sai, non mi ricordo il nome adesso perché non l'ho scritto, in quel posto dove la gente corre dietro ai tori. Pamplona, bravissimi. Bene. Ecco, a Pamplona era una certa cosa, adesso è un disastro, pericolosissima, con gente che si misura e che non è assolutamente in grado, che non sa nulla dei tori,
che rischia di essere, per cui questo per esempio è un esempio. Non saprei dirtelo, però le notizie che ci vengono un po' da tutta Europa e non solo Europa dicono che l'overtourism è un male assolutamente comune. Per esempio, insisto, in Spagna ci sono state delle sollevazioni popolari vere, cioè degli scioperi della popolazione, sia alle Canarie che alle Baleari, per esempio, ma insomma anche in zone turistiche, perché il fenomeno è mondiale, nonostante per esempio i flussi di turisti, per esempio dalla Cina, siano molto calati, no? Sì, è pieno di americani, pare, è calata anche l'America, ti risulta, no? Non so. Ci sono americani in sala? Sì. No, perché io ho visto un cartello, me l'hai mandato tu? Ah, sì, è una cosa stupenda, lo possiamo dire, dai. È un cartello che è uscito fuori a Venezia, ma non si sa bene dove c'è scritto i turisti americani possono entrare solo se accompagnati da un adulto. C'è scritto. Che cosa? Insomma, sai, l'umorismo va sempre bene. Sì, a un veneziano per caso volevo porre questa riflessione anche in rapporto a quello che è stato detto ultimamente, mi pare dal signore qua, e cioè sulla capacità di reagire a questa situazione. Il veneziano per caso forse non sa che per difendere Venezia è difficile perché 2/3 dei veneziani non abitano Venezia e non vivono i problemi dei veneziani. Quindi è molto difficile che i veneziani possano difendersi se hanno una situazione di questo tipo. È una problematica che è sul tappeto da tanti anni, che non ha mai trovato soluzione finora, ma che è fondamentale perché è stato in periodo fascista che sono stati suddivise, che sono stati unificati i comuni. E da allora la situazione è questa, e a mano a mano si arriverà al fatto che non è possibile che chi non vive i problemi li possa risolvere. Naturalmente è un tema sul quale è difficile intervenire, però si torna al discorso urbanistico delle case, cioè almeno quei tanti o pochi che stanno a Mestre e che accetterebbero comunque di abitare a Venezia dovrebbero avere la possibilità di farlo, no? Sì, il signore allude al fatto che sono due amministrazioni, è la stessa amministrazione di quelle che sono a suo dire due città diverse, e quindi il sindaco, i partiti politici tengono più conto dell'elettorato che è maggioritario in terraferma che non in... Sì, ma anche il fatto che poca gente abita veramente. Sì, appunto, e quindi i loro problemi sono scarsamente rappresentati perché il loro voto conta meno di quello della terraferma. Questo è il ragionamento che fa. Certo. Vabbè, quindi, però siccome ci sono stati dei referendum che sono stati tutti persi, vuol dire che la ma situazione avete intenzione di farne un altro tra un po' o no? Tutto è possibile, ma è destinato a essere perso perché poi gli elettori sono anche dall'altra parte. Sì, perché funziona che votano giustamente anche quelli di Mestre. Il referendum ha perso anche qui in città. Vabbè. Va bene, mi pare che abbiamo fatto una bella rassegna di vari temi. Ti ringraziamo molto per la tua partecipazione. Ma io ringrazio voi meravigliosi, che questa io la prendo un po' come un'investitura, una cosa seria, guarda qua, e ringrazio Guido, la prossima volta però ti faccio io le domande, ecco, perché non vale. Presidente, grazie. Grazie, arrivederci.